Apici, 3-0 sulle Marche, una formazione senza punti deboli in pratica. Ma oggi non abbiamo brillato molto, ieri abbiamo fatto un partitone, oggi i ragazzi, svelo un piccolo segreto, a me e a Daniele, il mio collega, studiavamo la partita, ci dicevano non agitatevi che tanto si vince, però ci aveva messo in leggera difficoltà, leggera è un eufemismo, quindi è stata tirata, forse anche loro quando c'è il punto che conta, forse anche loro si emozionano, per fortuna, perché non dimentichiamo che hanno 15 anni, quindi 16. I primi due set molto equilibrati, il terzo invece è stata una passerella in pratica. Loro sono la scuola, da anni hanno una scuola di tecnica, anche se non supportata a volte dal fisico, quindi loro hanno tanta tecnica, quindi facevamo fatica a fare ricezione, a fare punti in ricezione, per cui sai, quando c'hai un cagnolino ma che ti morde lì non è piacevole. E un bilancio definitivo allora al termine di questo trionfo? Ragazzi, non abbiamo perso un set, quindi penso che siano dei ragazzi fantastici che purtroppo alcuni non possono neanche andare in ferie perché vanno a Vigna di Valle con le varie rappresentative nazionali, quindi però questo credo che nei giocatori della Trentino Volley questo credo che sia la 82esima. Un'ultima cosa, ho detto prima la squadra si è laureata, campione d'Italia, 110 lode e menzione d'eccellenza, insomma, mettiamola così. Non ho sentito, scusa. Ho detto prima la squadra si è laureata, campione d'Italia, voto accademico, 110 lode e menzione d'eccellenza. Bacio accademico. E anche il bazzo? Grazie mille Marco Angelini.